Allora, io ho iniziato a afferrarmi il cavallo da quando avevo 15 anni, appunto per questa passione. I miei mi hanno regalato il primo cavallo a 14 anni e ho visto un po' di volte il maniscalco, chiaramente mi sono subito appassionato a questo mestiere e in qualche maniera ho iniziato a afferrare il cavallo mio a casa, sperimentando appunto sto lavoro e facendomi comunque anche seguire un po' dal maniscalco che avevo. Nel 2011 sono andato in America, ho fatto un corso a Oklahoma, ok, quindi l'ho vista un po' come una situazione, un'esperienza di vita. Quando sono tornato ho aperto la mia partita IVA e ho iniziato appunto a lavorare pian piano, inserendomi un po' nel contesto. Chiaramente una volta era il cavallo che andava dal maniscalco, ok, sull'officina fissa che avevano a casa, ogni paesetto aveva la sua officina, e adesso invece siamo nei maniscalchi che con il nostro furgone e la nostra attrezzatura diamo il servizio appunto per i maneggi oppure da privati, in case private, ecco. Io ho tutto nel mio furgone, è una piccola officina, il piede lo dividiamo facilmente in tre parti in questa situazione: fettone, che è questa porzione di piede a forma di V, che viene chiamata anche forchetta, la parte della suola, quindi tutta questa parte del piede che diciamo si avvicina al terreno, e la muraglia. Niente piede, niente cavallo, appunto. Se il cavallo non ha un buon piede, ok, rispettato e gestito in maniera ottimale, non riusciamo neanche a montarlo. Nella mia mente mi immagino di dividere a metà il piede, perché comunque il piede è un bilanciamento, ok, naturale suo, che deve essere rispettato. Ecco, il piede del cavallo cresce circa 1 centimetro al mese, quindi l'intervallo medio di una ferratura è di circa dai 35 ai 42 giorni. Ogni ferro si adatta ad ogni piede del cavallo, ok? Quindi possiamo per assurdo avere anche 4 ferri diversi sullo stesso cavallo. Una volta dicevano che il ferro è un male necessario per il cavallo. Perché? Perché comunque è una cosa che mettiamo sul piede, una cosa in più che mettiamo sul piede, e però questa ci consente di cavalcarlo anche in terreni duri, sassosi. Quindi di solito i puledri giovani nella fase di addestramento e di doma non si ferrano, a meno che non ci siano difetti molto importanti di appiombo, oppure che il piede si consumi troppo e quindi va per forza protetto piuttosto che il cavallo abbia male, ecco. Il chiodo del cavallo, che è il chiodo del maniscalco, ecco, non è un semplice chiodo, quello classico che vediamo a casa, che vediamo nei nostri fienili, ecco, ma è nei nostri magazzini, ma è un chiodo rettangolare, ok, che ha una direzione. Molti pensano che il piede del cavallo sia duro come il cemento, invece no. Il piede del cavallo ha un movimento, è morbido, deve sapere attutire i colpi dal terreno e di conseguenza si apre e si chiude. Questo movimento si chiama elaterio. Il risultato principale del maniscalco è far star bene il cavallo e di conseguenza il proprietario. È molto gratificante quando il cliente ti chiama la domenica sera e ti dice grazie per il lavoro che avete fatto, siamo contenti, sono contento che il cavallo sia andato bene in gara o altro. Può essere anche un fattore negativo perché magari può esserci magari stato qualche problema e da lì si parte e tutti insieme si cerca di fare appunto gruppo per risolvere il problema. E infatti fin dall'inizio una scelta che non ho voluto fare, che magari di solito era appunto la pubblicità, che di solito un po' tutti usano la pubblicità, il classico bigliettino da visita. Il mio bigliettino da visita è sempre stato il risultato finale, ok, sul cavallo.